Possiamo andare? Siamo pronti. Ascolta, il cognome tuo posso? Boccato. Boccato con la B. Ma perché dovrò presentarvi all'inizio, vero? Prova? Mi senti? Ok. Bentornati in studio per questa nuova puntata di Spazio Volontariato, la trasmissione settimanale del Centro di Servizio per il Volontariato, dedicata, come sapete, ai temi della solidarietà e dell'associazionismo. E anche questa settimana abbiamo in studio con noi due ospiti di un'associazione di Rovigo, si chiama Arci Solidarietà. Abbiamo con noi Donata Tamburin, che è la presidente dell'associazione, e Mirko Boccato, che è un operatore dell'associazione, un volontario che ha anche una storia interessante da raccontare, che poi vedremo nel seguito, dopo in questa intervista. Cos'è Arci Solidarietà? Ce lo faremo spiegare dai nostri ospiti, ma in poche parole è un'associazione di Rovigo che si occupa di accoglienza, soprattutto di persone senza dimora, di immigrati, e fa attività di solidarietà con varie strutture, e di recente ha avviato anche altri progetti molto interessanti che andremo ad approfondire in seguito. E io do subito la parola ai nostri ospiti, inizio ovviamente con Donata, che è la presidente, a cui chiedo magari di dirci un attimo meglio di, come ho detto io rapidamente, che cos'è Arci Solidarietà. Arci Solidarietà è un'associazione di volontariato che è nata nel 2000, si è costituita a Rovigo nel 2000, tra un gruppo di persone che già erano dentro ad altre associazioni che si occupavano di diritti umani, di solidarietà, con l'obiettivo proprio di sviluppare delle azioni concrete nel campo della solidarietà. Il primo progetto che abbiamo così avviato è stato quello dell'asilo notturno arcobaleno. L'asilo notturno, cioè un luogo di permanenza per la notte, per le persone che non hanno una casa, non hanno un posto dove andare. Perché abbiamo avviato questo progetto? Avevamo visto in città, non c'era una struttura simile, e abbiamo visto che c'erano delle persone che dormivano alla stazione, dormivano fuori o in case disabitate. E quindi questo è stato il nostro primo progetto, l'abbiamo proposto al CSV, che è stato il Centro Servizi Volontariato, che è stato il primo ente che ci ha aiutato. Poi abbiamo avuto anche un aiuto dalla provincia, e quindi nel 2003 siamo partiti con questa prima esperienza. Accoglievamo persone, eravamo in un piccolo appartamento, avevamo pochi posti, sia donne che uomini. Abbiamo visto che l'esperienza è andata avanti, c'erano molte richieste, quindi abbiamo poi cercato una casa più grande, siamo andati alla periferia un po' della città, dove potevamo accogliere più persone. Ci siamo subito accorti che questa esperienza così attiva di solidarietà non poteva finire lì, perché le persone, dopo che avevano pernottato all'asilo notturno per un certo periodo breve, perché bisognava anche dare una rotazione a questi ospiti, ritornavano sulla strada, perché non erano in grado nel giro di un periodo breve così di trovarsi una sistemazione anche di tipo abitativo. E quindi abbiamo pensato di mettere in piedi, di attivare delle altre strutture di accoglienza, di seconda accoglienza, per quegli ospiti che avevano prospettive magari di inserimento lavorativo, che si dimostravano particolarmente anche seri e capaci di autogestirsi,
e quindi abbiamo dato vita prima a un'esperienza di accoglienza solo per gli uomini, la Casa della Pace, e poi l'anno successivo a un'esperienza per accoglienza di donne anche con bambini, la Coccinella. L'ultima nostra azione in questo senso è una struttura di accoglienza per nuclei familiari, perché naturalmente ci capitavano anche coppie, ma era difficile accoglierli insieme. E quindi l'anno scorso, a settembre, abbiamo ottenuto dall'Ater di Rovigo 2 alloggi in comodato d'uso, li abbiamo sistemati perché non erano adeguati e a dicembre del 2010 abbiamo accolto la prima famiglia. Adesso entrambe le strutture sono 2 alloggi, 2 abitazioni, sono occupate da diversi nuclei familiari, tra cui gli ultimi che sono arrivati a venerdì scorso sono 3 nuclei familiari dei profughi provenienti dall'emergenza Nord Africa. Sì, quindi questa descrizione è molto efficace, anche rende l'idea di un'idea che c'è alla base dell'associazione, quella di un percorso, non solo l'accoglienza, ma un percorso che parte, diciamo, dalla prima accoglienza dell'asilo notturno, ma poi cresce e dà anche delle opportunità alle persone per appunto uscire dalle condizioni iniziali in cui si trovavano, acquisendo una maggiore autonomia. E in questo senso la storia interessante che anticipavo all'inizio potrebbe essere proprio la tua, Mirko, tu ci raccontavate, insomma, sei partito come ospite inizialmente dell'associazione, ma attualmente operi come volontario e operatore dell'associazione, quindi ci puoi raccontare un attimo. Credo che meglio di tutto questa storia sintetizzi i passaggi, la crescita anche di questa associazione. Io ho avuto bisogno nel novembre del 2008 perché purtroppo sono rimasto a casa dal lavoro e nell'arco di qualche mese ho perso l'appartamento e non avevo dove andare. E da novembre 2008 ho conosciuto tramite i vari centri, le varie di Rovigo, mi hanno indirizzato verso l'asilo notturno. Lì sono rimasto per un mese circa. L'asilo notturno appunto è un posto dove vai solo a dormire, praticamente alla mattina esci. E poi sono passato alla Casa della Pace, ho fatto un periodo e dopo 6-7 mesi comunque ho cominciato a lavorare. Attualmente lavoro e adesso sono un operatore, alla notte faccio volontariato e assieme ad altri colleghi quasi tutte le notti ci occupiamo di accogliere queste persone, di dare loro la colazione, di dare loro un letto pulito, dalle 8 di sera alle 8 di mattina, insomma dalle 9. Ok, questo ci dimostra anche quanto può incidere un singolo incidente, la perdita della casa in realtà, che sembra una piccola cosa, in realtà è una cosa enorme, e quindi quanto importante sia anche dare l'opportunità di rimediare a quello che è un incidente riprendendo un percorso. Tu attualmente appunto operi all'interno dell'asilo notturno Arcobaleno, ci spieghi un attimo come funziona, anche banalmente dove si trova, allora, e che tipo di persone? Si trova in centro praticamente. L'asilo notturno può ospitare uomini e donne. Le persone praticamente sia italiane che straniere, un po' di tutte le nazionalità passano di lì da noi. Chi si trova praticamente o arrivare a Rovigo per vari motivi, chi anche comunque perde la casa, perde il lavoro, non ha un posto dove dormire, praticamente ha la possibilità di alloggiare lì alla notte, passando per i vari uffici prima di passare da noi, cioè tipo il centro d'ascolto, il comune, le segnalazioni degli assistenti sociali, e nulla, vengono lì alla notte dove gli si dà comunque ospitalità, un bagno dove lavarsi, una stanza dove dormire, un qualcosa per mangiare durante la sera e le colazioni alla mattina, insomma quello che possiamo, il massimo che possiamo fare. Sì, funziona così. Esatto, che poi è quello che serve. È quello che serve, sì. Posso chiedervi
che tipo di persone, ecco, passano attraverso queste strutture, se sono più italiani, più stranieri, più donne, più uomini, se avete insomma qualche dato anche di massima. Sì. Allora, per quanto riguarda i dati, in linea di massima in tutti gli anni, dal 2003 fino ad oggi, noi abbiamo notato una notevole presenza di personale di origine straniera, sono al 70-75% stranieri. Ci sono però anche casi di italiani, all'inizio i primi anni erano pochi, ma adesso sono una certa percentuale e anche sono casi spesso cronici che noi diciamo, cioè nel senso persone che abitualmente vivono sulla strada, non hanno più famiglia oppure la famiglia c'è ma li rifiuta e quindi ritornano, ci sono delle persone che ritornano anche più volte, girano in diverse città sempre vivendo questa esperienza dentro i dormitori così e di giorno sulla strada. C'è anche, rispetto al genere, c'è anche una percentuale, circa il 30% di donne, prevalentemente anche queste sono donne straniere, persone che fanno le badanti e che perdono il posto perché l'anziano viene portato in casa di riposo o per altri motivi e cui in attesa di trovarsi una nuova famiglia in cui, perché le badanti spesso non hanno una casa, no? Vivono presso le famiglie, in attesa di trovarsi una nuova famiglia dove lavorare, vengono a dormire da noi. Abbiamo avuto anche, nelle strutture di seconda accoglienza come la Coccinella dove ospitiamo anche mamme con bambini, abbiamo avuto anche dei minori e così ecco nella struttura ultima, quella per nuclei familiari, abbiamo anche bambini che stanno con i loro genitori. Ok, e oltre alle strutture di accoglienza, un altro progetto che mi piacerebbe raccontare è un progetto che avete varato di recente.